Vogliamo contestualizzare nel nostro caso quali sono le figure centrali che interessano a noi in questo momento nel processo di informatizzazione. Le figure principali sono naturalmente l'interessato, che nel nostro caso è il paziente o l'assistito, il medico di medicina di base, quindi medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, e l'organismo sanitario, quindi l'azienda sanitaria piuttosto che l'azienda ospedaliera. Come dicevamo, queste sono le figure centrali che un sistema informativo integrato dovrà gestire come attori dello stesso sistema di comunicazioni e di informazioni sanitarie e documenti sanitari circolanti. Naturalmente un sistema informativo integrato che faciliti questo scambio di informazioni crea però il problema, il nodo chiave della tutela dei dati personali. Quindi, dando per scontato che ci sono delle figure specifiche nel nostro contesto, quindi il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, che sono il punto d'ingresso dell'assistito nel servizio sanitario, dando anche per scontato che visto che me lo scelgo il medico dovrei anche avere un rapporto di fiducia con lui, e dando sempre per ovvio che la mission del servizio sanitario in tutti i suoi aspetti, quindi l'azienda, qualsiasi organismo sanitario partecipa al servizio sanitario, ha come mission la tutela della salute dell'utente, qual è il miglior facilitatore per raggiungere gli obiettivi della mission? È la sanità elettronica. Cosa intendiamo nel nostro contesto in particolare come sanità elettronica? Intendiamo in particolare alcune componenti che sono state sviluppate appunto dai progetti di cui Arsenal è in questo caso portavoce. Quindi parliamo in particolare di referti online, dove per referti online intendiamo sia i referti che l'assistito può fruire direttamente collegandosi a un sistema che gli metta a disposizione il suo referto, sia la possibilità di ricevere invece questi referti via email semplicemente come allegato a una mail che gli invia la struttura sanitaria che gli ha eseguito le prestazioni. Altro componente può essere il dossier, che il dottor Volpato ci ha illustrato abbastanza bene di cosa si tratta, e l'ultimo, il più nuovo, quello che è diciamo ancora un po' indefinito, è il fascicolo sanitario elettronico. Non tanto indefinito perché non sappiamo cos'è, quanto perché effettivamente cambierà probabilmente di natura a breve se questa famosa proposta di legge andrà avanti. Come abbiamo visto, il fascicolo sanitario elettronico attualmente è un'iniziativa che può essere locale di più o di più ULS o di più comunque organismi sanitari che si connettono. Domani sarà obbligatoriamente un fascicolo che sarà creato e che avrà la titolarità della Regione. Naturalmente tutte queste componenti digitali dicevamo che che interessano la salute dell'utente, vanno da questo stesso fruiti in modo consapevole. Non devono essere per l'utente un salto nel buio. Deve sapere di avere a disposizione queste facilità, diciamo, di contatto con la sanità e deve sapere anche a che cosa può portare l'utilizzo di queste componenti. In quest'ambito, quindi, cosa dobbiamo individuare soprattutto? Abbiamo una condivisione di dati e di documenti sanitari, abbiamo organismi sanitari diversi, professionisti diversi, e quindi queste professionalità, questi attori del sistema sanitario devono arrivare a gestire la privacy possibilmente in modo congiunto. Quindi, innanzitutto distinguiamo nella prima fase di un percorso organizzativo due titolari principali: l'azienda, che può essere l'azienda sanitaria, l'azienda ospedaliera, abbiamo detto, e il medico di medicina di base. Questo che vi sto dicendo io è
un indirizzo che può essere un indirizzo organizzativo per strutturare o per iniziare a strutturare un percorso di gestione dell'informativa e del consenso che possa essere più uniforme possibile sul territorio regionale. Questo vuole essere l'intento, di darvi delle linee guida su come individuare correttamente quali sono tutte le componenti dell'informativa da una parte e quali saranno poi, quale sarà poi la consapevolezza dell'utente per la segnalazione, per la sottoscrizione del consenso. Naturalmente ognuno di questi titolari, come vi ho detto prima, l'azienda e il medico di medicina di base, saranno titolari per il trattamento dei dati nei loro rispettivi ambienti di attività e di intervento nei confronti dell'utente, fino a che non arriveremo a questa multipla titolarità che è il fascicolo sanitario elettronico, dove in realtà non sono diversi ambiti di intervento. L'ambito di intervento primario è lo stesso, però poi la possibilità di visualizzare tutta la storia clinica del paziente sarà ovviamente consolidata all'interno del fascicolo. Abbiamo visto che si parla di più titolari. Ogni titolare è tenuto a produrre la sua informativa. Quindi vediamo come può essere prodotta l'informativa. Al di là della modalità di comunicazione, che può essere verbale piuttosto che scritta, piuttosto che affissa da qualche parte, si consiglia chiaramente di dare un'informativa, credo per iscritto, anche perché scripta manent si dice, quindi è sempre meglio che l'informativa sia prodotta in modo stabile e quindi su un pezzo di carta che l'utente può consultare in qualsiasi momento. Dicevamo, al di là della modalità, l'informativa vediamo come può essere prodotta dal punto di vista dell'azienda e dal punto di vista, poi vedremo, del medico di medicina di base. L'azienda quindi dovrà produrre un'informativa, una di tipo generale. Quella di tipo generale è quella che prevede dopo vedremo, una serie di informazioni all'interno che vedremo di che tipo sono informazioni obbligatorie, facoltative e opportune. Un'informativa, tornando a monte, può essere anche un'informativa unica, ma chiaramente sarà suddivisa in più sezioni, dove ogni sezione si riferisce in modo chiaro, come diceva prima anche il dottor Volpato, deve fare riferimento chiaro a quali sono le finalità del trattamento dei dati. Eravamo rimasti alla informativa di tipo generale, poi avremo un'informativa specifica che riguarda i referti online. Un'informativa specifica che riguarda la trasmissione di questi referti direttamente dall'azienda al medico di medicina di base, un'eventuale, ci sarà comunque, un'informativa che riguarda la costituzione del dossier e poi eventualmente la costituzione del fascicolo sanitario elettronico. Io parlo con normativa attuale, naturalmente, quindi parlo di costituzione di dossier e costituzione di fascicolo sanitario elettronico. Come abbiamo visto, forse, sempre che non cada il famoso governo, per cui non si sa quando, non ci sarà più la necessità di dare un consenso per la costituzione del dossier, proprio non ci sarà più il consenso per la costituzione del dossier, né tantomeno il fascicolo sanitario elettronico, ma al momento c'è. Al momento c'è sia, vorrei anche forse entrare un po' più nel dettaglio, per quel che riguarda il fascicolo sanitario elettronico devo dare il consenso perché sia costituito, come per il dossier. Nel momento in cui viene costituito il fascicolo sanitario elettronico do il consenso perché da quel momento in poi i documenti vengono inseriti nel fascicolo sanitario elettronico ed posso anche dare o negare o dare revoca di consenso per ogni singolo documento che va inserito nel fascicolo. C'è addirittura un consenso specifico, mi risulta, per inserire eventuali dati sanitari pregressi nel fascicolo sanitario elettronico. Quindi quando do il consenso lo do da oggi
in avanti. Se voglio che all'interno del fascicolo rientrino anche documenti pregressi, devo dare un consenso specifico. Dopodiché c'è chiaramente anche il consenso specifico per le varie autorizzazioni che do a tutti gli eventuali utilizzatori del fascicolo. Altra informativa dovrà produrla il medico di medicina di base, come cotitolare o titolare comunque a parte di un'altra serie di dati personali relativi all'ambito del suo trattamento. In questo caso il medico di medicina generale dovrà produrre un'informativa nella quale sia chiaro che riceve dei referti direttamente dall'azienda, sempre che ci sia la volontà di farlo, che riceve dei referti dall'azienda e che può fare da tramite tra l'azienda e l'utente, l'assistito. Deve produrre un'informativa che chiarisca che utilizza i dati del paziente all'interno della sua banca dati, che in questo caso abbiamo chiamato dossier perché effettivamente anche quella del medico di medicina di base lo possiamo chiamare dossier, e specificherà anche nell'informativa in che modo partecipa alla costituzione del fascicolo sanitario elettronico. All'interno dell'informativa, dicevamo, soprattutto nel caso dell'informativa di carattere generale, ci sono sicuramente delle informazioni a carattere di necessità. Quindi dobbiamo chiaramente individuare o segnalare chi è il titolare del trattamento, chi è un eventuale responsabile del trattamento, dobbiamo dire quali sono i diritti dell'interessato e dobbiamo dire anche qual è la finalità del trattamento. Quali sono poi le informazioni che possiamo mettere in modo opportuno? Le informazioni opportune sono quelle di dire, anche qua parliamo di quali sono le finalità del trattamento ai fini specifici dell'assistito. Dobbiamo dire come trattiamo i dati, quindi quali sono le misure di sicurezza che abbiamo adottato per il trattamento. Dobbiamo dire, nel caso ovviamente a seconda di che informativa stiamo parlando, dobbiamo indicare se il consenso è facoltativo o no, e dobbiamo eventualmente con delle informazioni facoltative indicare alcune altre cose che io metterei tra quelle opportune, se non addirittura obbligatorie, ma vengono inserite anche, credo, dal punto di vista normativo, in quelle che sono informazioni facoltative. Quindi le conseguenze di un'eventuale negazione del consenso, che io lo metterei tra le cose fondamentali e comunque sempre qua dice facoltative, almeno opportune, lo tirerei forse su di livello. Dobbiamo dire se le informazioni eventualmente vanno comunicate a altri soggetti, quindi nel caso per esempio io credo che nell'ULS dovrebbe essere indicato nell'informativa che le informazioni, anche se poi anonimizzate, vanno comunicate al Ministero piuttosto che alle Regioni. Potrebbe, infatti, facoltativo. Se non lo vuoi scrivere, non lo scrivi. Ed eventualmente, se ci fosse il caso, l'ambito di diffusione dei dati. È tra le informazioni facoltative. Se si vuole mettere, si mette. Tornando nel merito delle varie tipologie di informativa, all'informativa abbiamo detto di n caratteri corrisponde un consenso. Quindi nel caso vediamo come viene dato il consenso nelle varie sezioni, diciamo, dell'informativa che abbiamo presentato. Nell'informativa di carattere generale il consenso, io ho scritto va espresso una tantum, credo che possa anche essere, che si possa anche dire può essere espresso una tantum. Non credo sia un obbligo esprimerlo una tantum, comunque il concetto è che al primo contatto che ho con la struttura sanitaria, con l'organismo sanitario, se esso l'azienda piuttosto che il medico di base, rilascio un consenso che poi potrà essere eventualmente revocato.
Questo è la prassi. In forme organizzative più avanzate può anche essere che il consenso, anche se ci sono più titolari, il consenso al trattamento generale può essere espresso in una sola delle due sedi, chiamiamole, quindi o soltanto dal medico o soltanto dall'azienda, comprendendo comunque il consenso a tutti e due i titolari. Per quel che riguarda invece la sezione relativa ai referti online, anche in questo caso potremmo dire che il referto va espresso una tantum, quindi nel primo momento, la prima volta che ho il contatto con l'azienda che mi propone la possibilità di ricevere i referti online, posso dare il consenso ed eventualmente revocarlo in un secondo tempo, oppure revocare saltuariamente il consenso ad inviare uno specifico referto. Perché va espresso una tantum? Perché io dico, vabbè, mandamelo online e do un permesso all'azienda di avere il mio contatto e di mandarmi queste risposte. Non è la stessa cosa invece per quel che riguarda i referti che vengono inviati direttamente al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. In questo caso il consenso va espresso di volta in volta. Quindi ogni volta che voglio che il mio referto passi direttamente al medico di base, oppure che il medico di base faccia tramite tra me e l'azienda, devo dare un espresso consenso. Non volevo andare avanti, ho messo... Nel caso del dossier o del fascicolo sanitario elettronico abbiamo detto il consenso va espresso una tantum, ma solo per quel che riguarda la Costituzione. Chiaramente parlo sempre all'atto, alla data attuale, ad oggi, non di norme che eventualmente successivamente verranno indicate più precisamente. La dichiarazione dell'espressione del consenso quindi deve autorizzare le varie figure, quindi il medico di medicina generale, singolarmente o in associazione, quindi deve essere anche indicato chiaramente se il medico è unico titolare o in associazione. Nel contempo autorizza anche i sostituti e i vari collaboratori e lo autorizza a gestire la sua banca dati, quindi il suo dossier, finalizzando chiaramente finalizzando tutto l'uso di questi dati ai fini della migliore assistenza al paziente. Nell'informativa, chiaramente il medico dovrà indicare in modo chiaro le finalità e le opportunità che sono offerte eventualmente dagli strumenti informatici che utilizza per ricevere referti o per avere comunicazioni direttamente dall'azienda. Un altro consenso, quindi un'altra autorizzazione, verrà data all'azienda, l'abbiamo detto fino dall'inizio, a trattare i dati inerenti alle prestazioni effettuate a favore dell'utente presso le sue strutture e i servizi ai fini della tutela della propria salute e incolumità fisica. Anche in questo caso, naturalmente, l'informativa deve indicare in modo chiaro le finalità, le modalità di trattamento e le misure di sicurezza. Queste sono le indicazioni che comunque bisogna dare in un'informativa. Nella ultima fase, quindi abbiamo detto che si parla di due titolarità, quindi di azienda, di medico di base e di scambio di informazioni tra di loro, quindi autorizzerà l'azienda a scambiare con il medico, quando ci sarà anche il fascicolo sanitario elettronico, in un flusso bidirezionale, proposte di prestazioni e referti delle indagini cliniche, strumentali e di laboratorio. Questa dovrebbe essere la fase conclusiva. In questo momento lo scambio non è bidirezionale, potrebbe essere unidirezionale, parla soltanto di referti. In una fase successiva, in cui ci sarà le prescription piuttosto che il fascicolo sanitario elettronico, si può parlare anche di flusso bidirezionale. L'informativa in questo caso deve indicare in modo chiaro le finalità e le opportunità offerte al paziente dalla comunicazione informatizzata tra azienda e medico. Abbiamo già indicato che il consenso si può dare quindi a più livelli o in più fasi. Perché? Abbiamo
possiamo intervenire in questo modo? Perché dobbiamo creare maggior consapevolezza nel paziente, dobbiamo fare delle informative chiare e dobbiamo distinguere anche le varie tipologie di consenso. Ai fini dell'erogazione della prestazione sanitaria, in particolare, il consenso, quello che abbiamo detto già prima, generale al trattamento dei dati, è obbligatorio, se no non possiamo fruire della prestazione. Al contrario, invece, due clic, la negazione del consenso alla trasmissione delle offerte online non preclude la fruizione delle prestazioni, anzi viene assicurata comunque l'erogazione e altrettanto la negazione del consenso alla costituzione del dossier o del fascicolo sanitario assicura l'erogazione delle prestazioni da parte di qualsiasi figura professionale che possa prendere in carico il paziente o che abbia accesso al dossier. Solo in caso di emergenza, avevamo detto, l'aveva accennato anche il dottor Volpato prima, nel caso di emergenza chi prende in carico il paziente può non prendere neanche in considerazione il fatto che abbia dato o meno un consenso, sempre che il paziente non sia cosciente ovviamente, perché l'emergenza presuppone comunque che ci sia un consenso, quindi c'è la cosa primaria è la cura del paziente. Il consenso in questo caso viene dato per scontato.